Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata oggi a Pierluigi Pellegrin. Oggi i giornali di oggi trattano delle bravissime. In primo piano, giustamente un bilanciamento per von der Leyen, l'ultima che c'è un protocollo con l'altro. Fammi sapere nella TV se ci sono correzioni. Ti sentiamo ancora così. Prima ti sentivo bene, ora audio strano. Non so se puoi verificare qualcosa, altrimenti ti provo a richiamarti. Aspetta. Così mi senti meglio? Perfetto. Sì. Allora errore mio, chiedo scusa nella disposizione del microfono. Dicevo un riassunto, un riepilogo e poi andiamo nelle prime pagine e poi andiamo anche dentro i giornali stessi. C'è un accostamento, quasi un bilanciamento tra von der Leyen sui luoghi dell'alluvione, forse ci ha messo meno lei da Bruxelles che Elly Schlein da Bologna, visto che era assessore per il patto per il clima. Elly Schlein è andata l'altro giorno, dopo non so quanto tempo. Le nomine RAI addirittura ci sono, vi anticipo, mi hanno colpito 3 mondi diversi nella prima pagina. Telemeloni, dice Repubblica, e invece La Verità, altro giro, altro regalo. E Libero forse vince, sale sul podio, sul gradino più alto, mezz'ora in meno. Poi abbiamo prime pagine del Corriere, vedrete domani, non so se sia tanto opportuno festeggiare oggi, per Kissinger, domani Henry Kissinger, famoso segretario di Stato, più volte statunitense, insomma grande uomo di affari politici ed esteri statunitensi e non, compie 100 anni. La Verità ci riporta che Elly Schlein insieme a Monti vorrebbero caricarci di tasse, per fortuna sono lontani dal governo, viene da dire, considerazione di parte. Sulla partita della RAI, il Corriere della Sera invece ci rivela che esiste un braccio di ferro, ci sarebbe un braccio di ferro tra PD e 5 Stelle, quindi interno alla opposizione. Ci sono molte pagine che riguardano la situazione russa, perché questo Prigozhin, lo chef di Putin, sta sparando a zero contro Putin stesso, però leggeremo i titoli, poi vi farete voi eventualmente un'opinione. Si parla anche, è diventata una protagonista, la trans, o a destra li chiamano i trans al maschile, a sinistra invece vogliono che si dica lei trans. Se una trans si sente offesa nell'essere chiamata, venendo apostrofata al maschile, coniugata al maschile, diciamo pure la trans. Bruna, c'è quel video a Milano, c'è un po' di fibrillazione perché ci sono stati episodi da violenza fascista, uomini con la divisa che prendono a botte manganellate civili. Robe da Sud America. Sta di fatto che però ho notato che non sanno come trattare questo posso dirlo, al di là di essere di parte, come bene o male, insomma, i giornali si impara un po', no? A sinistra non sanno come vedrete anche insieme i titoli un po'. Non sanno come prendere questa materia perché sono episodi che sono accaduti tutti in città di sinistra, Pisala, Milano, Peppe Sala e altri luoghi, quindi la sinistra non sarebbe partita a lancia in resta, in altri casi, caso Cucchi,
dimostrano, qui invece non sanno. Sul Gazzettino c'è un'interessante intervista a Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, della conferenza delle regioni, perché lui dice l'autonomia fa bene anche al sud. Un'altra pagina molto interessante sulla Verità, la vedremo insieme naturalmente, Qatargate, soldi alle ONG. Poi una cosa così a latere, se vogliamo, litigi in famiglia, insulti, volano insulti e parolacce, la Poelcan se l'è presa con la Christiane, che non si sa mai, non si è ancora capito che ruoli abbia, però ha occupato un sacco di poltrone, non si sa cosa sappia fare, si sa che era molto amica dell'avvocato di Gianni Agnelli, ha detto qualcosa che alla Poelcan non è piaciuto e lui gliene ha detto di tutti i colori su Twitter. Sapete, i grittini sono andati addirittura sull'Auconte in Vaticano a mettere le loro, non l'hanno imbrattato, ma a mettere le sigle. Adesso sono processati, hanno chiesto la grazia al Papa, lo rivela libero. E se farò in tempo, leggerò un bellissimo editoriale di Senaldi da interista, ha centrato il cuore dell'interismo, se ce ne sarà il tempo. Oggi vi anticipo non c'è il collegamento con il sussidiario, quindi termineremo alle 9:30, poi ci sarà Alessandro Panza e poi alle 10:30 ritorna oltre la pagina. Non so se qualcuno se n'è accorto, c'è un grande assente, c'è solo un giornale che se ne è occupato con una bella paginata, un grande assente, il voto di domenica e lunedì, il voto amministrativo. Inoltre la pagina ce ne occuperemo invece col professor Paolo Natale, analizzando il quadro più che altro statistico della situazione. Direi che come riassunto ci può essere tutto e andiamo allora a vedere pagina per pagina. Ecco qua, adesso ho messo la condivisione, credo che stiate vedendo. Se siete sul televisore al canale 252 o con la pagina Facebook o anche sul sito radiolibertà.net, l'ottimo abbondante sito, potete vederci il riquadro che riporta le immagini, quindi potete proprio vederle le pagine che metto in condivisione con il gentile pubblico di Radio Libertà. Basta guerra alla natura, scelta ecologica per il giornale dei vescovi, per il CEI, la conferenza episcopale. Tra l'altro, scusate, poi vedrete perché ci sono le prime pagine che non fanno parte della nostra edicola digitale, c'è una scelta analoga anche da parte dell'Osservatore Romano. Quindi non so se abbiano funzionato, quindi i Grettini, la Chiesa, le gerarchie ecclesiastiche avrebbero deciso, si può arguire dalle scelte editoriali dei due giornali di riferimento, di abbracciare l'ecologismo. Buon prolifaccia, diceva quello. E poi la foto, van der Leyen in ricognizione con Meloni, Unione Europea pronta all'aiuto. Eccolo qua, il Corriere della Sera, ed ecco Kissinger. A me non capisco perché a me risultava il 27, oggi sembra il 26, ma forse su Wikipedia non era indicato corretto. Comunque auguri a chi anche vecchio come me se lo ricorda, super protagonista parecchio tempo fa. E qui il Corriere della Sera sceglie di aprire sulle nomine RAI, scontro e dimissioni, perché appunto Lucia Annunziata, non ve l'ho detto prima, mezz'ora di meno, vedremo poi. Altre scelte, il pacifismo senza paraocchi. C'è Federico Rampini, noi e Pechino se la Cina smette di capirci. Andiamo sul Fatto Quotidiano, se vi interessa, è il diabete, Massimo Gramellini, pizza di fango, si occupa del caso a Vicenza. Un ragazzo aveva chiesto di andare, un garzone di una pizzeria, aveva chiesto di andare ad aiutare nell'alluvione, nei luoghi dell'alluvione, e il proprietario lo ha licenziato.
Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini, sto lavorando per recuperare i decenni persi, si è scritto alle scuole serali, questa è la cattiveria, sulla prima pagina del Fatto, che invece apre con, ecco le foto mai viste delle bombe 1993-1994, quindi uno scoop a scoppio ritardato 30 anni dopo. Strillano per la RAI, però la vera censura è su pace e referendum. Questo è un taglio alto, non è una vera e propria apertura, è una scelta un po' perché c'è, come sempre, il disegno incredibile, fantastico di Mannelli, il più bravo di tutti, veramente bravissimo, grande manganello con Giorgia Meloni, diciamo una scelta grafica che richiama il grande Orwell, e invece l'articolo fa capire che sulla Rai non succede nulla di quello che non sia accaduto prima, solo con protagonisti diversi. Va bene, l'editoriale di confesso, chiedo venia, non ho fatto in tempo a leggere l'editoriale di Marco Travaglio, quindi il titolo è Non una lacrima, leggiamo insieme le prime righe. Vorremmo anche noi appassionarci come tanti neopartigiani da terrazza per la Rai sovranista, fascista e altre parole senza senso, ma purtroppo conserviamo un briciolo di memoria, dignità e sense of humor, ce la mettiamo tutta, insomma si occupa di Rai. Aspettate un attimo, vediamo un po', parla di Lega. Di tragico la Rai non ha nulla, è solo farsa da uno spettacolo, non fa neppure ridere, salvo quando l'Irpino Pionati, già mezzo busto demitiano e poi politico neodemocristiano, si riciccia in quota Lega. E sempre lo sarà finché non cambierà la legge Gasparri, riveduta e corrotta dalla legge Renzi, che consegnò al Parlamento e poi al governo un bene comune così prezioso che la politica non dovrebbe neppure sfiorarlo. Insomma, stanno litigando, vabbè, abbiamo capito, è vera quella notizia che stanno litigando 5 Stelle e PD sulla Rai, perché è anche umano, chiaramente le sedie per costoro che sono stati abituati per anni, da sempre il PD, ma anche 5 Stelle sono stati piuttosto abili nell'occupare poltrone, ci sono meno poltrone e quindi si litiga più facilmente. Lo si vede anche nelle migliori famiglie, non è che... questo è bellissimo, sono riuscito anche a leggerlo, questo spero di avere il tempo di leggerlo, di Luca Fazzo, Le toghe ignoranti. È un plauso alla scelta del giornale, perché questo è proprio il titolo, l'apertura. Gaffe, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per magistrati è una farsa. Poi l'abrogatio sine abolizione. Va bene, allora, l'editoriale del direttore invece Augusto Menzolini, Schleinomics, economia di Schlein, un tuffo nel passato, l'ho anticipato, si parla delle tasse, no? C'è una sorta di sincronia con Mario Morti, a quanto pare. Quindi diciamo che per il momento Elly Schlein non è al governo. Quando lo è stata della regione Emilia, purtroppo abbiamo visto i risultati, non che sia colpa sua, però se era l'assessore, vicepresidente, assessore per il patto per il clima, i casi sono due. O mi sembra di poter dire che o le certe scelte ideologiche che si fermano però a definizioni formali non servono a nulla. Il patto per il clima dal gennaio 2020, se succede quello che è accaduto, qualcosa non ha funzionato. Oppure magari può anche darsi che la persona messa incaricata di questo ruolo, cioè il patto per il clima, sia una totale incapace. Dicono i latini tertium non datur, però si può sempre avere torto. Ossessione Schlein chiede ancora una patrimoniale. Questo è Gian Maria De Francesco, che è anche un'amica, una voce che sentiamo più o meno insomma frequentemente a Radio Libertà. Chiocci alla direzione del TG1, passando dalla casa di Montecaro, l'ex del giornale e l'inchiesta su Gianfranco Fini. Lucia Annunziata, eccola qua, si è dimessa ieri dalla Rai, l'Annunziata martire preventiva, in Rai tutto sbagliato me ne vado,
Berlusconi torna in forze, pronto a fare... Ma questo è un altro giornale, scusate, mi ha imbrogliato l'ingrandimento. Il giorno, però andiamo a leggerlo. La fotonotizia, allora, Stefano Bonaccini e Ursula von der Leyen, che non ha subito, a quanto pare, nessuna contestazione per aver fatto uccidere il lupo che le aveva sbranato il pony. Hanno preso subito, bam, e non ci sono sì, che in Germania gli ambientalisti sono molto forti, ma non ho letto neanche una riga di contestazione a questa scelta. Un lupo ha ucciso un cavallo, orribile. Io sono dalla parte di tutti, non sono è inutile stare dalla parte, sbagliato, ho già sbagliato. Però diciamo che nella natura il lupo predatore uccide per nutrirsi. L'orso che uccide un essere umano invece non lo può toccare. Il lupo che ha ucciso il cavallo di Ursula von der Leyen è stato assassinato, ucciso, l'hanno individuato, credo tramite le tracce genetiche, è un capobranco, hanno individuato e l'hanno ucciso. Pace l'anima sua. Berlusconi torna in forza, è pronto a fare la mia parte, e questo c'è Ken Loach, un grande regista cinematografico, ma diciamo che le sue dichiarazioni politiche erano già fuori moda 30 anni fa, quando non so se fu premiato al Festival di Cannes, Tierra e Libertad, bellissimo film peraltro, un comunista abbastanza, ma bellissimo film. Le sue dichiarazioni già allora sembravano, come dire, fuori dal tempo. Adesso continua a fare le stesse dichiarazioni 30 anni dopo. Però i suoi film funzionano, dai. Il Mattino di Napoli, le stese con i mitra dei figli di Gomorra, la solidarietà dell'Europa. Qui andiamo invece al Tempo. Il partito dei rosiconi antimeloniani e talebani, annunziata, confermata in Rai, si dimette lo stesso e se la prende con il governo. Schlein rilancia la patrimoniale per colpire la casa e i risparmi degli italiani. Conte torna in piazza contro le politiche sul lavoro, manifestazione il 17 giugno. E poi c'è, come sempre, la fotovignetta di Osho, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Se vuoi fa pure te una manifestazione, ti conviene farla a metà giugno, che tanto noi staremo tutti a cavallo. Poi dall'Unione Europea aiuti all'Emilia Romagna. Eccolo qua, Quentin Tarantino, un volto amico. Nel mio film racconto la vita del critico a luci rosse. E anche qui un'altra notizia: Chiocci, Preziosi, Orfeo, ex direttori dei TG. Nozze tra ITA, Lufthansa e tedeschi, il 41% del capitale. Questa è una notizia che trovo qua, non lo so, può darsi mi sia sfuggita dagli altri giornali. Ecco qua la Repubblica, ve l'avevo detto, poi c'è il celebre cavallo Rai, Tele Meloni. Però c'è qualcosa che sfugge, cioè Lucia Annunziata si è dimessa lei, così come Fabio Fazio. Fabio Fazio, peraltro, è andato a prendere ancora più soldi di quanti già ce ne costasse, e quindi Tele Meloni sinceramente mi sembra una forzatura, perché se le persone se ne vanno loro sponte, vabbè, comunque io ambasciatore non porta pena, vi riferisco ai titoli. Eccolo qua, Henry Kissinger, l'articolo di Johnny Riotta che mi sono dimenticato di leggere. Poi questo ve lo voglio leggere perché è interessante. Mattia Feltri, il buongiorno, la prima pagina della Stampa. Sentite, 26, Mattia Feltri ha posizione di sinistra, poi se non sbaglio è marito di Annalena Benini, che adesso va a dirigere il Salone del Libro. Non vorrei sbagliare e confondermi con... Sì. Quindi, anche se il papà non è proprio di sinistra, lui lo è. Però se ne ascoltate, volevo leggervelo perché, come sempre succede con Mattia Feltri, comunque ci sono righe intelligenti, se posso permettermi un giudizio. Non è un giudizio, una constatazione. 27 anni, un giorno fa, moriva Renzo De Felice, il più importante storico italiano del fascismo. Mi ha sempre affascinato la sorte parallela riservata a lui
e Hohenfest, il più importante storico del nazismo. L'uno e l'altro passarono la vita a fronteggiare l'accusa di giustificazionismo, poiché avevano tirato fuori le due dittature dagli inferi in cui erano state sprofondate per sottrarle alla dimensione demoniaca e restituirle a quella umana con cui tutti noi avremmo dovuto fare i conti. Nella primavera del 1988 avevo cominciato l'università da pochi mesi, quando alla Sapienza alcuni studenti di estrema sinistra annunciarono il blocco delle lezioni di De Felice, colpevole con la sua squallida operazione storico-politica di aver legittimato il fascismo e superato la pregiudiziale antifascista. In particolare, in un'intervista concessa a Giuliano Ferrara per il Corriere, aveva respinto l'antifascismo come fondamento della democrazia perché sostenne non tutti gli antifascisti sono democratici. Mi permetto di sottolineare questa frase che bisognerebbe stampare: non tutti gli antifascisti sono democratici. Due constatazioni. Beh, questa frase non ha bisogno di, credo, no? Non tutti gli antifascisti sono democratici. De Felice la proferiva questa frase 35 anni fa. 35 anni fa. Andiamo avanti. De Felice in quei giorni non stava bene e contava di rimanere a casa a curarsi. Ma se le cose stanno così, disse, in università ci vado anche in barella. Presero le sue difese in molti, pure da sinistra. Per esempio Paolo Spriano, che con De Felice aveva condiviso la militanza nel PC finché De Felice non se n'era andato per l'invasione sovietica dell'Ungheria. L'Unità, col direttore Gerardo Chiaromonte, definì inammissibili i propositi degli studenti, proprio in nome dei nostri ideali democratici e antifascisti. Una bella lezione, grazie alla quale quella mattina De Felice poté tenere la sua. Ed eccola qua, la verità: Monti e l'Unione Europea chiedono più tasse, la Schlein insegue, alziamole. La Commissione suona la solita musica, riformate il catasto, l'ex Premier invita la Meloni a ricattare l'Aula sul MES e rimprovera la sinistra di non tifare per un fisco più pesante. E il neosegretario scodinzola su successione, rendite finanziarie e immobiliari, carico troppo basso. La furia green non si ferma, ora tocca ai condizionatori. Gianluca Baldini, ne abbiamo parlato ieri anche con il caldea a gas e anche i condizionatori con Sandro Iacometti di Libero. E poi abbiamo Maurizio Belpietro appunto che parla di questo. Nelle RSA le restrizioni Covid non vanno più via, il 5 maggio l'MS ha dichiarato finita l'emergenza. Rai, altro giro, altro regalo, l'annunziata molla in odio al governo, Giorgio Gandola se ne occupa. Ecco, Carlo Tarallo, sì, anche la verità, a dire la verità, si è occupata del voto. Ancora Pisa-Vicenza, le altre, tutto sulle sfide dei ballottaggi. Marcello Veneziani: non andrei a lezione da Don Milani, la sua scuola è un pasticcio. Poi andrei, allora, restiamo su Libero. Scusate, stavo trascurando Libero. Fuori due, mezz'ora in meno, dopo Fazio pure l'annunziata lascia la Rai, non condivido nulla di questo governo. La firma del direttore Alessandro Sallusti, e anche qui sfugge la razza per quale motivo. Se tu devi fare il tuo lavoro di giornalista, cioè fornire informazioni e possibilmente approfondimento, perché devi condividere quello che il governo, sì, è il tuo editore, ma se lo condividi allora vuol dire che non darai mai una informazione corretta, perché se tu condividi tutto quello che sceglie il tuo editore, che è quello che ti dà i soldi, magari certe volte avrai reticenza nel riportare cose scomode. No? È una cosa che si può fare se sei dichiaratamente, apertamente schierato. Se invece sei servizio pubblico, questo non dovrebbe essere una riflessione a voce alta. Quindi mi è sfuggita questa associazione. Il sogno di Ellie: tassare di più eredità e case. La Schlein spiega i suoi piani. Poi
scusate, ma faccio una nacoluta su quello che è sfuggito. Ieri guardavo, non c'era di meglio, Rete 4, quella trasmissione col tipo toscano, il conduttore che piace tanto a voi, francamente. Vabbè, la faccio breve. Lo sapete il caso è stato anche ospite di Sami Varin, il caso del ragazzo che fotografa le rom che rubano in metropolitana. Sapete che è stato picchiato. Ieri in trasmissione ho visto, è sfuggito ai giornalisti, questo francamente mi ha colpito. C'era un esponente del mondo rom, chiama la tenia, chi se ne importa, sta di fatto che questo personaggio con la barba, a un certo punto questo personaggio ha cominciato a dire che innanzitutto non era la prima volta che lo diceva, il ragazzo che fotografava sbagliava, perché lui diceva non doveva fotografare, non doveva pubblicare i filmati, cioè non doveva questo ragazzo praticamente avvisare noi cittadini, soprattutto noi che abitiamo a Milano, che ci sono le ladre, perché non va bene a questo esponente dei Rom, non va bene che un ragazzo milanese avvisi gli altri cittadini che ci sono delle ladre in metropolitana. E è arrivato a commentare il fatto di violenza, questo ragazzo è stato picchiato, avete visti tutti, insomma, l'occhio sanguinante, eccetera, e questo signore con la barba ha detto che era quello che, insomma, in pratica se l'è cercata, perché facendo questo. E poi gli ha detto una cosa che a me, non so se, io penso sì, a voi piace molto quel conduttore toscano, non mi ricordo neanche il cognome, sinceramente non me lo ricordo. Ha detto una cosa che mi ha veramente, si dice questa locuzione antica, ha gelato il sangue nelle vene. Gli ha detto che, che poteva andargli peggio al ragazzo che fotografava, che filmava e che è stato picchiato, perché poteva anche finire sotto la metropolitana. Cioè, chi non è stato in metropolitana è un niente, cadere sui binari, sulle rotaie, è un niente. A me, francamente, sono sembrate parole che mi hanno fatto impressione e avrei voluto che quel giornalista lì che piace tanto a voi intervenisse stigmatizzando, perché io francamente ho ravvisato un avvertimento non voglio dire mafioso, non conosco le leggi a tal punto da potermi permettere di dare paramafioso, sì. Quel rischio te lo sei andato a cercare e ti è andata bene perché avresti addirittura potuto finire sotto le rotaie della metropolitana. Non so, poi questo volevo riportarlo. Fa parte in un certo senso della rassegna stampa anch'esso. Gramellini, eccolo qua, Filippo Facci. Allora, l'appunto, sempre sulla prima pagina di Libero. Quindi, mentre a Napoli due gomorroidi sparano a una bambina che mangia gelato, a Milano un transessuale seminudo dice di avere l'AIDS, sputa, si spoglia vicino a una scuola, sinché la polizia municipale, i vigili, i GIS, lo caricano in auto, ma lei, prende a testette il divisorio e finge un malore. Allora i vigili gli aprono la portiera, ma lei, li scalcia di brutto e scappa, ma la ribloccano, qui parte il video, e lo manganellano e usano lo spray urticante. Un vigile esagera e sbaglia, ci sarà un'inchiesta, e l'altra sessuale viene liberato o liberata. Poi Massimo Gramellini guarda il video e scrive che non si sa ancora bene di quali colpi si fosse macchiata la persona colpita. Si sa benissimo, è sul Corriere. E scrive Milano non è Los Angeles e titola Milano America. E nonostante la giunta sia di sinistra, da sinistra si denuncia un clima di transfobia nel paese. Appunti: a Milano nel 2022 ci sono stati 19 omicidi, a Los Angeles 400. Negli USA nel 2022 la polizia ha ucciso 1176 persone, mentre in Italia, quando rarissimamente capita, tipo 14 anni prima, diventa un film su Netflix. È un seggio parlamentare per la sorella, coi poliziotti condannati. Nota, l'Italia è il paese con meno omicidi in Europa, dopo Svizzera e Norvegia. E nel 2022 sono stati 309, nel 1990 erano 3012 e i Gramellini erano anche più di oggi.
Per il resto i ghisa milanesi ci massacrano da sempre di multe. Allora con queste scoppiettanti righe, come sempre, di Filippo Facci, credo si possa andare addirittura all'intervallo. Quindi mi metto nelle mani del grande dottor Federico Borseri, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E la linea torna a Pierluigi Pellegrini. Il mio nome è nessuno. Faccio un passo indietro perché non vi ho letto il titolo di un articolo di Francesco Borgonovo dalla prima pagina della Verità. L'utero in affitto, una terapia, parola di Crisanti. Aspetta che tra Crisanti e la Verità c'è un braccio di ferro. Ormai autorizzano il diritto costituzionale di comprare bambini. E poi un'altra notizia, questa volta ritorno alla prima pagina di Libero. Lorenzo Mottola, il guru di Prodi inguaiato dal figlio. Levi dall'appalto per la comunicazione dell'Italia al Salone del Libro a una società belga dove lavora Levi Junior. Un soffritto di interessi, per dirla con Dago Spina. Il politico PD che guida la missione italiana a Francoforte 2024. Vediamo, volevo darvi conto delle prime pagine, eccolo qua, il Gazzettino. Venezia sia la tassa d'imbarco, Save sconfitta, smog, stretta europea, l'Italia si ribella. C'è anche la prima pagina, adesso è il Mondo o il País, ci sono anche lì ci sono mal di pancia a dir poco nei confronti delle politiche ecologiste europee, cioè non è solo i sovranisti, i destroni, i fasciotti, i fascisti italiani che sono negazionisti climatici, come amano dire certi. E poi secolo XIX, Romagna, l'Unione Europea annuncia aiuti, Meloni bacchetta i governatori, questo secolo XIX, e qui c'è la vignetta di Rolli, rinunziata, lo schermo vuoto della Rai. E poi, eccola qua, fatemi chiudere, anche la Prealpina ha la vignetta sulla Rai, la nuova Rai, il cavallo con il profilo di Giorgia Meloni. Il prete fa pace sulla spiaggia. Comabio, Don Enrico ritira la querela contro il parrocchiano che lo aveva offeso. E questa è l'apertura. Poi c'è Dino Meneghin, tanta nostalgia. Sapete che Varese è terra di cestisti, anche se anche perfetto, c'è stato un impasse. Adesso facciamo una carrellata, vediamo un po', di notizie e poi andiamo ad approfondire i quotidiani un po' di riferimento del pubblico, dello spettabile pubblico di Radio Libertà, cioè Libero, il giornale La Verità, diciamo anche il Tempo. Allora, un po' di pagine che ho scelto da offrire alla vostra attenzione. Le opposizioni, questo è il Corriere della Sera, le opposizioni contro il governo, ma sui direttori il PD accusa i 5 Stelle, compatti sul caso Annunziata, divisi sulle nomine. I Dem, la loro astensione è un brutto segnale. Qua, sempre il Corriere, siamo dall'altra parte del mondo per certi aspetti, perché parliamo di Russia. Prigozhin avverte, ora la Russia rischia la rivoluzione come nel 1917, niente po' di meno. Lukashenko ha iniziato lo spostamento delle atomiche non strategiche in Bielorussia. E anche questa è una notizia abbastanza significativa, direi. Questo sempre, ecco, il Corriere ripropone. Molti di voi sono ammiratori e lettori di Oriana Fallaci e il Corriere riporta un'intervista che Oriana Fallaci fece a Kissinger per il Corriere stesso. Kissinger si è pentito di quella intervista, ha detto: la cosa più stupida della mia vita, sono come un cowboy, il potere è uno strumento per fare cose splendide. E questo l'articolo da Kissinger rivela perché non abbiamo ancora firmato l'accordo sul Vietnam. Questa era un'intervista del 1972.
Ancora affari esteri, chiamiamoli così, sempre sul Corriere, Ron DeSantis, l'italo-americano di origine arpina, che dovrebbe competere a Donald Trump, come dicono quelli bravi, il ruolo di sfidante a Joe Biden, è partito male perché DeSantis scivola su Twitter il lancio della candidatura rovinata da problemi tecnici. Una figuraccia per Musk, Biden ironico, questo link funziona. E qui lo sapete, ci sono molte polemiche perché lo stupratore seriale genovese potrebbe uscire, è stato condannato, non so se seriale sia il termine giusto, comunque fino a prova contraria è stato condannato genovese per crimini orrendi e potrebbe uscire. E intanto veniamo a sapere che Stasi, il delitto di Garlasco, ha un lavoro fuori dal carcere, esce ogni giorno da 4 mesi. Finora scontati 7 anni su 16, l'impegno a risarcire 700.000 euro. E qua, come sempre, l'ultimo anello della catena alimentare occidentale, il lavoratore. Qui proprio un quadretto nascosto messo insieme alle notizie che riportano che sono inerenti al reinserimento di criminali, o perlomeno sono stati condannati, quindi persone condannate, e allora hanno messo qui questo francobollo che a me era sfuggito. Infatti 4 incidenti mortali sul lavoro ieri, 3 in Lombardia, il 4 in Calabria. Il 25enne Abdul Ruman, bengalese, al primo giorno di impiego è rimasto schiacciato sotto un macchinario di un'azienda tessile a Trezzano, Milano. A Bagolino, Brescia, un 33enne è stato travolto dalla pianta che stava tagliando. A Cantù, Como e Arende, Cosenza in Calabria, un 60enne e un 62enne, entrambi muratori, sono caduti dai ponteggi. Una volta mi facevano osservare da ragazzo che era difficile trovare un muratore sessantenni, proprio perché a una certa età è un lavoro molto duro quello del muratore. Ma queste persone continuavano e purtroppo ci hanno anche rimesso la vita. In Lombardia come in Calabria. Ma a quanto pare non gliene importa a nessuno. Quindi must go on, dicono. Ecco, qui invece vediamo che la trans tiene botta. Io ho salvato la pagina del Corriere della Sera, ma diciamo i giornali di sinistra soprattutto danno ampio spazio a Bruna, la trans del video virale. Solo la donna è stata gentile con me, io picchiata e ricoperta di insulti, ora denuncerò quegli agenti. E qui una notizia, gli appassionati di sport, è una bella notizia in assoluto. Gli appassionati di sport saranno toccati soprattutto, ma è stato allenatore, pensate, è stato allenatore sia del Milan che dell'Inter. È stato sicuramente allenatore della Juventus e anche del Torino, ed è stato allenatore della Lazio. Gli manca la Roma, gli manca la Roma, la Sampdoria e il Genoa, e avrebbe fatto tutti i derby. Di sicuro deve essere forse l'unico e rarissimo allenatore che abbia fatto sia il derby di Milano che quello di Torino con entrambe le sponde. Sto parlando del romagnolo Alberto Zaccheroni, nato a 70 km meno forse dal paese dove è nato Arrigo Sacchi. Era caduto, era entrato in coma e adesso si sta riprendendo. 70 anni il 1 aprile scorso. Dalla caduta al coma, un mese che non ricordo, mi sveglio, che ci faccio qui? Zaccheroni ha un deficit con la memoria breve, ma riparto. La rubrica delle lettere di Aldo Cazzullo: gli inglesi possono perdere le battaglie ma vincono le guerre. Qui la prima pagina del Gazzettino l'abbiamo già vista, e qui ve l'ho detto, il federalismo, le polemiche, Fedriga, l'autonomia, opportunità per il Sud, seconda giornata di audizione in Senato, sindacati contrari, così si spacca il paese. L'affondo dell'associazione libera sarebbe un vantaggio per la mafia, niente poco di meno che addirittura. Poi vediamo se ci sarà spazio, questo è un'altra pagina da leggere.
così come quella di Luca Fazzo sul giornale, Latinorum, Strafalcioni, Gaffe, il concorso per magistrati che diventa una farsa. Poi se vi interessa, siete over 50, Valeria Braghieri, sulle pagine del Il Giornale, pagina 18, cosa mangiare a 50 anni per campare fino a 100. Cereali, pesce, noci e caffè. Anche dalla mezza età a tavola si può allungare l'aspettativa di vita. E io quasi quasi stasera mi faccio un branzino, se posso permetterlo. Il Palazzo degli Studi festeggia 100 anni alla Spezia con il patrocinio del giornale. Poi qua Putin ritorna allo chef, qui siamo sul secolo XIX. Putin, vivo o morto, gli 007 di Kiev, vogliamo ucciderlo. Poi il dietro front lo porteremo all'Aia, la Wagner lascia Bakhmut, Prigozhin, c'è il rischio di una rivolta in Russia. Eccolo qua, armato fino ai denti. Se il macellaio della Wagner diventa il comodo oppositore. Analisi di Anna Zafiesova. La pronuncia sia corretta. E poi la solita sinistra rosicona, questo è Il Tempo, c'è l'articolo di Pietro De Leo, Schlein riesuma il cavallo di battaglia della patrimoniale per tassare rendite fiscali, immobiliari e successioni. E la ricetta con cui ha vinto le primarie contro Bonaccini, colpire la casa, il simbolo della famiglia, difesa dal centrodestra. E poi dal Tempo andiamo a Repubblica, la vignetta di Altan, chiaramente questa è Giorgia Meloni. Il problema con lo spoil system è che ci stanno più guli che poltrone. Come per la pagina culturale sono ancora su Repubblica, c'è un nuovo volume su un grande disegnatore, Pericoli e i suoi doppi. In un nuovo volume il grande disegnatore raccoglie le versioni alternative o preparatorie dei suoi celebri ritratti, facendoci entrare nel laboratorio del processo creativo. Guardate qui che roba, mamma mia, straordinario davvero. Beh, non è, ma è caro, 45 euro, 810 pagine, ritratti di ritratti, però mo me lo segno, vedo se le finanze me lo possono permettere. Perché io sono un adoratore di Mannelli, restando sui ritratti, però Tullio Pericoli, insomma, perlomeno in Italia siamo ancora messi bene. Andiamo dalle cose che vi interessano di più. Qui si parla di arte, quindi meglio farlo in altra sede, perché qui volete politica, volete lei, volete Lucia Annunziata, nuovi direttori, nasce Tele Meloni e l'Annunziata lascia l'azienda, la nuova lottizzazione, tuona alla Repubblica. Via libera alle designazioni in consiglio di amministrazione, Chiocci, quota Fratelli d'Italia al TG1, Preziosi col timbro Forza Italia al TG2, Orfeo confermato al TG3, Vianello esiliato a San Marino. Voto contrario della Presidente Soldi, 5 Stelle si astiene. Voi lo sapete, la Presidente Soldi voleva più donne. E poi si sono svegliati, si sono accorti, quelli di Repubblica, che dal 2014 al 2021 ci sono state da parte della RAI spese sospette nella sede di New York. Ma quando c'era il governo di sinistra non se ne erano accorti. Adesso non c'è più il governo di sinistra e se ne sono accorti. Le cose vanno così. La Russia riarma Lukashenko, atomiche 40 km dall'Unione Europea, è iniziato il trasferimento delle bombe nucleari tattiche e la prima proliferazione dal 1991. Questa è una notizia terribile, con 3 R, che ci dà Repubblica. Putin, il superstizioso, per vincere vuole donare l'icona sacra a Kirill, ma viene bloccato dal museo. La Santissima Trinità di Andrei Rubliov, realizzata nel secolo XV, 1400, e rivendicato dalla guerra ortodossa, dalla Chiesa
orribile lapsus. E poi l'alto là di Mattarella, troppi decreti, sono sulla pagina della Stampa, troppi decreti con emendamenti spesso fuori tema, il capo dello Stato convoca la Russa e Fontana, i presidenti di Camera e Senato, Senato e Camera, per frenare un fenomeno che sembra sfuggita di mano. Decreto Rave, il provvedimento che introduce il reato, eccetera, eccetera. Decreto bollette, decreto nato, questi sono un po' sotto l'indice, non finiti nell'indice del Quirinale. Spetta ai presidenti delle Camere evitare i decreti omnibus, lo spiega Francesco Crementi, giurista. E poi sono sempre sulle pagine della Stampa, sì, vi siete fatti distrarre da questa pubblicità. Però quello che ci interessa è il commissario alle finanze europeo, all'economia, voglio dire Paolo Gentiloni, pressing di Gentiloni per il MES. L'Italia si sta facendo del male. Salvini all'Unione Europea dice invece avanti con la flat tax. De Santis disaster, Twitter si inceppa al lancio della campagna con Musk, Trump gongola, un disastro, ironia anche da Biden, e questa è la Stampa. Il muro al confine col Messico, mobiliteremo tutte le risorse per farlo. E poi questa 35 secondi sull'arte, sempre dalla Stampa, è una notizia molto interessante per chi ama l'arte. Nasce il primo polo dei musei civici nel 2024, il cantiere per la nuova gamma. E qui c'è, io sapevo che era Brera, mi sembrava, si vede che gli hanno prestato. A ottobre la grande mostra di Francisco, dipende, Francisco, qualcuno mai Francesco perché era veneziano. Il papà era un pescatore valenziano, ma lui è nato quindi a Venezia, deve considerarsi veneziano. E questo è uno dei quadri, no? Siamo nell'Ottocento, al romanticismo, penso che sia noto anche a chi di arte non sa un tubo, il famoso bacio. E poi eccola qui la verità, avevo detto, poi entreremo più magari da vicino, l'articolo di Gianluca Paolucci. A 2 ONG del Qatargate 6 milioni e mezzo di fondi comunitari, cioè soldi nostri, che sono stati dati alle ONG. E poi l'intervista da Rigo Cipriani, l'Harris Bar, Venezia, sempre sulla cresta dell'onda. Fu intervistato a Radio Padania parecchi anni fa. È un fatto, Bruxelles penalizza sempre noi. Parla il proprietario del mitico Harris Bar, la stretta monetaria della BCE mette a rischio la crescita perché fa contrarre i consumi. La sostenibilità ambientale è insostenibile sul lavoro. Intelligenza artificiale, scemenze, non perdiamo l'umanità del quotidiano. È l'intervista di Tobia De Stefano. Ed eccolo qua, questo, ve l'ho detto, Caos Juve, Lapo contro Christien, eccola qua, guardate. Non so quanti incarichi e non si sa cosa sappia fare. Membro aggiuntivo UEFA nel board della FIFA. Il Rampolo Elkan attacca l'esponente UEFA, l'articolo è di Carlo Tarallo, un tempo vicina, no, era più che vicina, amicissima dell'avvocato Agnelli. Cosa succede? Cosa pensi delle parole gravi di Christian, membro UEFA? Lapo Elkan ha risposto: è grottesca, per me è una senza anima e senza dignità, è vergognosa, maiuscolo, un'arrampicatrice sociale, sempre maiuscolo, e sempre maiuscolo, povera donna. Parole, palabras de fuego. Annunziata si dimette, non condivido nulla, qui Pietro De Leo sulle pagine di Libero, e Francesco Storace è sempre su Annunziata, la giornalista esperta di gaffa, pronta a candidarsi a sinistra, quindi è un Iswaki Maliwa, però motto della giarrettiera o meno, a Francesco Storace forse la vista giusta, pronta a candidarsi a sinistra. Schlein sempre più tasse, abbiamo visto.
Sulla Romagna Ellie fa un'altra figuraccia, Sandro il nostro è sempre così disponibile, gentile, bravo, Sandro Iacometti. Penosio scaricabarile su un altro assessore a DEM. In regione avevo solo la delega al clima, non all'ambiente. Non sono mai stato assessore all'ambiente in Emilia Romagna, io ero assessore al welfare e al clima. Assessore all'ambiente era un'altra persona che peraltro ha lavorato molto bene. Tra un po' non sarà neanche me. Tra un po' scoprirà che lei dice: ma io sono nato in Svizzera, non c'entro nulla con l'Emilia Romagna. Io me l'aspetto, nel senso che dirà: sono multinazionale, sono sovranazionale, sono per l'abbattimento di ogni confine. Cosa sono queste questioni addirittura regionali, territoriali? Noi dobbiamo guardare lo spazio per prevenire il clima. Mi sa che ci stiamo arrivando. Il PD adesso faticherà a guadagnare altri voti dopo la nomina della Schlein. Questo è sempre Pietro De Leo che intervista il sondaggista Antonio Noto, sempre sulle pagine di Libero. Pagina intera di Libero, Tommaso Montesano sul voto di sabato e domenica, e poi Corrado Ocone che parla dell'applicazione corretta che parifica i lavori di casa. Il governo spagnolo la fornirà alle famiglie in modo che donne e uomini possano distribuirsi equamente le faccende domestiche. Ma la libertà è un'altra cosa. Allora, questo invece, Baby Depp sconvolge più di papà. Rosie Depp, Lily Rose Depp, 23 anni, protagonista della serie televisiva The Idol. Ecco, sì, adesso mi ricordo, la mamma era Vanessa Paradise, quindi Lily Rose Depp è partita, secondo me, con i bonus, perché se sei figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, insomma, voglio dire, a meno che i misculi genetici sbaglino completamente, non puoi che venire fuori con come dire, con questa grazia, davvero, questo fascino. Mi fermo. Bravo Simone, ma non mi scuso, il tifoso interista è incontentabile. Pietro Senaldi, se siete interisti, non so se ci sono ascoltatori magari non orientati, ma ascoltate, siate capaci di essere a 360 gradi. Ecco. Se ci sono ascoltatori non di destra o non, diciamo, non di questi orientamenti, di queste lande, e che quindi non comprano Libero abitualmente, procuratevelo se siete interisti o se siete appassionati di calcio comunque, perché capite cos'è un interista. Pietro Senaldi ha scritto veramente un editoriale da incorniciare, bravo lui. E poi abbiamo Libero Milano, viene ricordato Roberto Maroni, 29, dunque oggi siamo il 27, 28, domenica, no, oggi siamo il 26, lunedì 29 è la festa della Regione Lombardia. Vi ricorderete che Roberto Maroni ci teneva moltissimo, credo, l'abbiamo intervistato più volte, sentito anche nella vecchia Radio Padania su questo, si era impegnato, e qui c'è questa foto, vedete, Maroni, Fontana e Salvini, Rose Camuna, la regione non si dimentica di Maroni, lo trovate su Libero Milano. E adesso andiamo, qua scade sempre tutto, dunque credo che tra poco si debba dare spazio. Federico, possiamo anche parlare apertis verbis, se noi non abbiamo segreti per nessuno. Assolutamente. Credo ci sia adesso c'è il meteo. O sbaglio? Sì, perfetto, possiamo andare anche adesso in meteo. E allora, se siete in auto, se siete in procinto di uscire o se siete in ufficio, ovunque voi siate, ascoltate il meteo, così vi fate un'idea se sia meglio o meno fornirsi di ombrello o invece non uscire con il cappotto, lasciare il cappotto a casa. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone Zefiro torna a dominare la scena sull'Italia, ma non è granitico e lascia spazio a qualche infiltrazione. Nella prima parte della giornata tanto sole infatti da nord a sud, con cieli pressoché sereni al nord-ovest sui settori centrali tirrenici e sulla Sardegna, più nubi invece altrove, ma in genere innocue. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità, specie al nord-ovest sui rilievi appenninici centro-meridionali e sul basso Tirreno, aree dove saranno possibili dei temporali, poche variazioni invece altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Consultate la nostra app per maggiori dettagli. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Di nuovo in onda con la rassegna stampa. Mandiamo un brano prima. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E la linea torna a Pierluigi Pellegrin. Nessuno, mi raccomando. Allora, c'è perdonate l'impasse, c'è un appendice delle prime pagine, quelle che non sono nell'edicola digitale della radio, ma sono a disposizione di chi le prende. Domani l'Emilia al centro dell'Europa, von der Leyen, l'Unione Europea è con voi. Annunziata lascia la Rai di Meloni. L'autonomia sommerge il paese e salva la Lega. È apocalittico. Vabbè, loro sono fatti così. Populares y liberales pressionano contro la renda verde. Perché mi metto a leggere in castigliano? Quello che volevo dirvi, l'avevo anche anticipato, le misure green europee stanno creando subbuglio anche in Spagna. E vedete che anche Macron ha i suoi problemi. Il Sole 24 Ore, la Germania frena ancora e scivola in recessione. Questa è una pessima notizia. PNRR è decisivo per il PIL, 2/3 della crescita 2023-2026 appesi al piano. Tra l'altro questa è una notizia che correderemo, a cui daremo corredo di approfondimento con Silverio Allocca tra 2 ore oltre la pagina, perché parleremo di un dato dell'FMI. È stato un po' nascosto, perché è un brutto dato per loro, cioè per quelli che ci hanno raccontato una certa canzone. L'economia della Russia è in crescita, e non di poco. Non solo, l'economia russa è cresciuta nel 2023, le proiezioni dicono che crescerà più di molti paesi dell'Unione Europea che hanno applicato le famose famigerate sanzioni. Perché dico questo riguardo la questione della Germania? Perché secondo la ricostruzione di Silverio Allocca, che è uno studioso di geopolitica, Putin faceva conto, Putin dice Allocca, non pensiamo che abbia scatenato questo putiferio per difendere il Donbass, perché ha nel suo mirino la NATO, e
prevedeva le sanzioni che gli sono servite per rafforzarsi internamente, perché gli ha permesso di allontanare quelle oligarchie che non l'hanno mai amato, e soprattutto punta sul fatto che la Germania, ma anche l'Italia, venissero meno, insomma, a questo blocco anti-russo. L'attentato di Nord Stream ha frenato un po' questa. Se vi ricordate, il ministro delle finanze tedesco diceva l'autunno scorso che se le sanzioni creano più danno a chi le applica che a chi le subisce, bisogna pensarci. In Italia facevano finta, si giravano tutti dall'altra parte, però in Italia sarebbe stato messo impiccato come un putiniano, quindi la Germania aveva. Poi è successo il Nord Stream e la Germania si è adeguata, però questa notizia ne parleremo con Silverio Allocca. Scusate, è un'anticipazione di quello che vi aspetta. I sindaci contro gli scippi, questa è l'apertura d'Italia oggi. Vogliono cambiare la troppo permissiva legge Cartabia, non essendo consentito agli stranieri di sporgere denuncia, essi diventano l'obiettivo privilegiato dei delinquenti. Ecco qua, ve l'avevo detto, l'Osservatore Romano fa un po' da pandan all'Avvenire. Basta con l'insensata guerra alla natura. A troppi viene impedito di abbeverarsi al fiume possente della giustizia e della pace. Messaggio del Papa per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Scusate, perché? Per fare pace con l'ambiente cominciamo a ridurre la plastica. Però se parli di ridurre le bottiglie di plastica adoperando quegli strumenti che servono per purificare l'acqua di rubinetto, che già di per sé è potabile, ma magari può avere problemi. Qui a Milano, per esempio, dove abito, l'acquedotto usa molto il cloro e quindi bere l'acqua di rubinetto crea qualche problemino. Squaraus. Però se la purifichi diventa ottima, cioè non solo non ha più questi problemi collegati, comunque è di per sé già potabile, ma diventa anche buona se usi questi filtri, che non sono quelli inaccessibili, costosissimi, eccetera. Però io ricordo anni fa, è un pallino, ci ritorno, in Unione Europea ci fu un attacco pesante, in quel caso fu alle caraffe, erano cancerogene, dissero, me lo ricordo benissimo. Sarebbe anche quello un modo per ridurre l'uso della plastica, ma lì non si tocca. Le Figaro, imposta sul clima, Macron resisterà a sinistra? Dunque, la sinistra vuole finanziare la transizione ecologica con ulteriori carichi fiscali e Le Figaro si chiede se Macron riuscirà a resistere. Aspettate un attimo, cos'è l'imposta imbecille? Le Figaro non è proprio un giornale di sinistra. Diciamo che secondo i termini moderni, lo sapete, potremmo metterlo addirittura tra i conservatori. E questa Macron lancia un appello contro la decivilizzazione. Dunque, e poi qui c'è questa bella foto di Tina Turner, la morte della regina del rock and roll, e volevo chiudere con questa immagine che credo racchiuda tutta la potenza di Tina Turner. The Wall Street Journal, una leggenda musicale in 2 atti, e qui spettacolo. Anzi, Federico, poi nell'intervallo visto che è saltato l'intervallo musicale delle 8:30, ne faremo uno lo stesso, pazienza, non lo recuperiamo, è andato perduto per sempre. Queste note che si sono disperse nell'infinito e non verranno mai più recuperate. Ho visto cose. Alle 9 proseguiamo, magari è banale, scontato, quel che volete, ma un pezzetto di Tina Turner, visto che ieri ho portato sempre dalle mie personali librerie musicali una raccolta, un banale disco raccolta, ma ricchissimo di gioielli di Tina Turner. Typical mail, va bene? Prima, quello che vuoi, scegli tu, Okay. sei tu il DJ. Okay. Prima Federico ci ha introdotto
nella piena primavera con Rosy Vela, che è cantante, modella cantante di qualche anno fa. Ma direi questa volta siamo più svegli, probabilmente diamoci una bella carica, perché prima direi il pastello di Rosy Vela era perfetto. Adesso andiamo in devant, come dicono dalle parti del Telimento e dintorni, e andiamo sul Libero allora. Andiamo ad approfondire. Ha annunciato si dimette la giornalista, quindi allora Pietro De Leo e Francesco Storace, abbiamo visto anche prima, analizzano. A proposito di editoria, l'Espresso, che lo sapete non è più del gruppo Gedi, ha venduto il 49%, se non sbaglio, delle proprie azioni a una società che ha a che fare con D'Alema. Mi è venuto in mente perché lo vedo qui in questa foto. Ecco le prime nomine della Rai meloniana, e giallorossi fregnano ma incassano poltrone. Paolo Corsini, direttore dell'informazione, Angelo Mellone, direttore di Daytime, Mario Orfeo, direttore del TG3, Antonio Preziosi, direttore del TG2. C'è ancora Monica Mangioni, quella resta sempre. Setta al posto della Bortone e torna Roberto Poletti, la Bortone, quel ramo del lago di Garda. E tra un po' sarà quel ramo del Trasimeno. Succede, dai, quando si parla, è stata un po' impallinata. Non so neanche chi sia, so che è una persona a me cara, non la sopporta, cambia sempre canale, ma non l'ho mai vista, quindi so che hanno riportato i giornali di questa gaffe. Si è parlato molto di Manzoni e quindi evidentemente. Francesco Specchia, cronista di Frontiera, la vera novità è Chiocci dall'inchiesta del TG1. Francesco Specchia è l'autore di questo articolo. Il guru PD dall'appalto alla società del figlio, l'ex fedelissimo di Prodi, Lorenzo Mottola, l'autore dell'articolo, Claudio Siniscalchi. Ieri l'abbiamo dato a Radio Libertà, abbiamo fatto sentire la commemorazione del grande Teodoro Buontempo. A me piaceva moltissimo, anche se non amo quella parte politica per la quale lui militava, ma è sempre stata una figura forte, carica. In realtà, io me lo ricordo anche nelle interviste, molto meno rozzo di quanto lui stesso forse ci giocava, questa presunta rozzezza, perché le sue analisi politiche erano mi piacevano, erano di qualità, condivisibili o meno, erano fatte con grano salis. Se non sbaglio, Per Pecora si chiamava, era il soprannome perché lui, sbarcato a Milano, credo fosse abruzzese, da militante squadrinato, viveva in auto, e credo che quest'auto negli anni 70, chi è vecchiotto se lo ricorda, c'erano anche quei coprisedili con simil pecora, roba del genere. Credo sia per quello che lo chiamavano il Pecora. Comunque ci sono state queste commemorazioni alla Camera a Montecitorio e le abbiamo fatte sentire. Ecco qua i gretini che chiedono la grazia del Papa, gli ecovandali a processo per i danni ai musei vaticani accusano. Bergoglio non ci ha risposto, speravamo fosse sensibile all'ambiente. Ma a vedere l'Osservatore Romano, leggere l'Osservatore Romano, l'Avvenire forse sì invece. Vendetta europea sulla nostra frutta, l'ultimo ricatto di Bruxelles, il commissario Timmermans, se non ha approvato il Green Deal, niente innovazione in agricoltura. Filiera Italia protesta, Attilio Barbieri. E poi Vittorio Feltri, il mio terrore, fate il ponte ma non credo che ci salirò. E poi il nuovo commissario, ora ci sono i funerali, la stoccata di Giorgia sul caso Bonaccini. La premier è irritata dalle polemiche sulla ricostruzione della Romagna, prima troviamo i soldi, poi chi li gestirà? Von der Leyen, daremo tutto l'aiuto possibile. Antonio Rapisarda è l'autore dell'articolo. Fausto Carioti, Schlein più tasse su case ed eredità. E poi
qui abbiamo già visto Pietro De Leo, intervista a Noto, Antonio Noto, Tommaso Montesano, poi l'esasperazione dei vigili, Massimo Sanvito, sempre sulle pagine di Libero, la trans colpita dagli agenti, avevo bevuto e fumato. Solo a Milano circa 50 poliziotti municipali l'anno vengono feriti dai balordi. Vincini, sindacalista SULPL, quando ci aggrediscono, nessuna levata di scudi. Claudio Smetti, arrestato preso a calci, carabiniere nei guai. Livorno, altre accuse alle forze dell'ordine, il militare ha colpito l'uomo alla testa mentre il collega lo teneva. L'arma valuta di trasferirlo, condotta non in linea con i nostri valori. E poi parla Luigi Ciavardini sul caso Colosimo, l'ex NAR, terrorista nero. Lavoro con i detenuti, collabora con il PD, adesso però è in atto un combattimento. Io di Fratelli d'Italia assolutamente no. La sinistra veniva da me, ora mi rinnega. Brunella Bolloli, che ha intervistato, lo sapete, il caso Colosimo, perché c'è questa foto di lei che sembra molto in intimità con Luigi Ciavardini, e a sinistra non volevano saperne che venisse nominata presidente della commissione antimafia. Fabrizio Cicchitto, Falcone vittima di mafia e toghe, il giudice osannato da morto ma contrastato da vivo. Anche qui ipocrisia a go-go. Escalation atomica, Mosca installa bombe ai confini della NATO e l'Ucraina risponde sabotando le centrali. Maurizio Stefanini. Mentre aspettate un attimo, la controffensiva, Carlo Nicolato, caccia aperta, la controffensiva c'è, ma pezzettini, vogliamo Putin vivo, la strategia di Zelensky pare la terza guerra mondiale secondo Bergoglio, azioni che sembrano slegate, di 007 di Kiev, Vlad alla sbarra e Prigozhin nella bara. Spari contro un camper, ferita la turista italiana in vacanze in Corsica, questo è l'articolo di cronaca di Claudio Smetti, e poi Corrado Corne, abbiamo già visto prima, magari lo sentiremo lunedì, questa applicazione che suddivide i lavori di casa uomo-donna. Il governo mette in salvo ITA, Lufthansa investe 325 milioni. Celebrate le nozze tra i due vettori, il colosso tedesco entra col 41% del capitale con l'impegno a salire ancora. Giorgetti, la compagnia resta al servizio del paese. E qui vediamo la foto con l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Swob, con il ministro Giancarlo Giorgetti. Benedetta Vitetta è l'autrice di questo articolo. Poi gli statali guadagnano più dei dipendenti privati, gli stipendi degli impiegati. Michele Zaccardi ha firmato questo articolo, devo dire che ormai è da tanto tempo insomma che succede questo. Nel pubblico la retribuzione media del personale non dirigente è di 31.766 euro, quella di chi lavora in azienda si ferma a 30.836. Alberto Fraia, quanto è dura e pericolosa la vita dei sosia. Paolo Cevoli si mette nei panni di Nullo, costretto per 10 anni a fare la controfigura del duce, imparando a essere se stesso. Lei non sa chi sono io. E Stefano Bruno Galli scrive: cosa possono fare le regioni? L'autonomia è un'occasione anche per la cultura. Vabbè. Qui ve l'ho detto, Pietro Senaldi, e qui abbiamo già visto prima la sinistra manganella, vigili razzisti, Albiani, PD e Sentinelli, transfobia di fondo, il centrodestra compatto a sostegno dei Ghisa, Fontana no a giudizi affrettati. Adesso Bruna il trans, paura di parlare troppo e il consolato brasiliano le offre tutela legale, articolo di Chiara Pisani. Tajani rassicura c'è l'accordo con la Francia per il TAB, non so, Tribunale Unificato dei Brevetti. La sede milanese avrà competenza di livello. E qui avevo letto, era un titolo che mi faceva pensare il peggio invece, che Milano l'avrebbe persa, invece a quanto pare resta.
Fontana non molla sull'aria, la direttiva UE blocca tutto, non servono deroghe ma collaborazioni. Il sindaco critica il presidente, il governatore invoca meno ideologia. E poi andiamo adesso sulle pagine del Giornale. Allora, io quasi quasi lo leggo subito, Le toghe ignoranti di Luca Fazzo. Gaffe, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per magistrati è una farsa. Uno strafalcione da matita blu nelle tracce del concorso per la magistratura, il candidato viene invitato a dissertare sulla abolitio sine abrogazione di un reato. Il problema è che quel concetto non esiste, esiste sul contrario, l'abrogatio sine abolizione. E poi continuiamo. È uno strafalcione, un errore da matita blu che in un esame universitario avrebbe portato senza rimedio alla bocciatura del candidato. Invece era contenuto in una delle tracce d'esame al concorso per entrare in magistratura. Le prove scritte si sono tenute la settimana scorsa a Roma e in una delle buste chiuse preparate dalla commissione c'era il tema sbagliato, non un refuso, si badi, proprio un'asinata. Siccome a scrivere quella asinata è stata una commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il fattaccio porta inevitabilmente a chiedersi come vengono selezionati i magistrati in questo paese? In base a quali criteri il CSM sceglie chi sceglierà i magistrati di domani? Io ho mandato nelle interviste oltre la pagina, mando in loop le foto e ho intervistato Maimone di errorigiudiziari.com, giornalista che segue da un quarto di secolo queste problematiche, e ho mandato le foto di Bellomo, se non sbaglio. Vi ricordate quello che teneva dei corsi, magistrato, poi era stato indagato, poi è uscito pulitissimo, non ha commesso nessun reato, e preparava l'esame per diventare magistrate le donne laureate ovviamente, e le preparava facendo loro indossare il tacco 12, diceva sono il tuo padrone, poi siccome siamo la mattina presto non vado in altre espressioni scabrose riportate dai giornali. E non c'è nessuno, Filippo Facci su Libero sì, oltre a me non ho sentito nessuno, a parte Filippo Facci, che si sia posto questa domanda. Perché questo Bellomo, non vorrei fare un lapsus sul cognome, erano in due, lui, che se non sbaglio era pugliese, e un veneto, in due che facevano queste robe qua. E nessuno si è chiesto, ma che razza di magistrata sarà, che razza di giudice sarà quella donna uscita dalle sue lezioni? Che tipo di magistrata sarà? Di giudice, voglio dire. Sì, magistrata anche. Cioè, vogliamo farci delle domande. Io devo mettermi, noi persone dobbiamo metterci nelle grinfie di una persona che ha sottostato a tutto quello che è stato riportato dai giornali, che non è stato negato, tutto vero. Anzi, se non ricordo male, nelle interviste televisive che non ho visto, ma le ho lette e riportate, difendeva il suo operato, diceva che era utile, che funziona. Ma io che giudice ho davanti? E potrò chiedermi, no, in Italia non si può. Speriamo solo che non ci succeda nulla e che non capiti di finire sotto giudizio di queste signore, perché lo strafalcione è allora. Al momento delle prove scritte il tema incriminato non è stato sorteggiato, ma quando il contenuto di tutte le buste è stato reso noto è saltato fuori anch'esso e sono iniziate polemiche a non finire che continuano ad agitare le chat sia degli aspiranti giudici che dei giudici in servizio. Solo in apparenza lo strafalcione può apparire sottile. Il candidato viene invitato a dissertare sull'abolitio sine abrogazione di un reato. Visto che si parla in latino, andrebbe scritto abrogatione con la T, ma pazienza, non abrogazione. Il problema è che quel concetto semplicemente non esiste. Esiste il suo contrario, l'abrogatio sine abolizione. Una norma viene cancellata, ma il reato continua a essere punito da altre norme. Ma quella che i commissari del CSM si sono inventati non sta scritta da nessuna parte.
sono inventati tutto, o sbagliati probabilmente. È un problema di termini o di sostanza? Purtroppo è un problema di sostanza, spiega Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale alla Statale di Milano. E il fatto che per puro caso la traccia non sia stata sorteggiata non riduce il pericolo che si è corso. Se un candidato ben preparato si fosse trovato davanti a quella domanda, avrebbe pensato che si trattasse di un trabocchetto. Invece era solo ignoranza da parte di chi deve scegliere i giudici di domani. Il problema, spiega ancora Gatti, è che il CSM, i membri della commissione di esame, li sorteggia tra tutti gli aspiranti. Ci sono regole che garantiscono la parità di genere e di provenienza geografica, nient'altro. Qualunque magistrato d'Italia, se fa la domanda e viene estratto a sorte, diventa commissario d'esame. Partecipa alla preparazione delle tracce e alle loro correzioni. Sui temi che le commissioni d'esame sottopongono agli aspiranti magistrati c'è polemica da tempo e nel concorso della settimana scorsa anche il tema di diritto amministrativo è stato pesantemente contestato. Temi iperspecialistici, a volte fuori dalla realtà. Nella terza busta di diritto penale, racconta Gatta, c'era un'ipotesi cervellotica, un caso sul quale le ultime sentenze risalgono agli anni 70 del secolo scorso. La conseguenza è che spesso a passare il concorso sono candidati che conoscono a memoria le sentenze, i secchioni usciti dalle scuole private di preparazione all'esame. Invece i temi per il concorso di magistratura dovrebbero essere temi che facciano riferimento agli istituti generali del diritto, temi di ampio respiro tali da verificare la preparazione e la capacità di ragionamento di un candidato sui fondamentali della materia. Invece si tende da anni a cercare temi di nicchia, si finisce a ragionare su un appunto di spillo. Il bravo giudice non è quello che conosce tutte le sentenze, è quello che è in grado di fare un discorso ordinato. In facoltà ho degli assistenti bravissimi che al concorso non hanno neanche consegnato il tema. Ad abbandonare l'aula d'esame senza neanche consegnare l'elaborato sono ormai valanghe di candidati. Alla prova dei giorni scorsi, su 7.374 candidati, se ne sono ritirati oltre 4.000 e il rischio è che alla fine non si riescano a coprire i 400 posti a disposizione, messi a bando dal Ministero per coprire i buchi d'organico della magistratura. In occasione degli ultimi concorsi, un magistrato membro della commissione d'esame accusò i candidati di non saper scrivere in italiano. Ora sono i candidati a ribattere, sono le vostre prove che sono sbagliate. Poi qui abbiamo l'abuso d'ufficio non si tocca, c'è Felice Manti, sempre sul giornale. Ora l'Unione Europea invade anche la riforma della giustizia. Rischia infrazione all'abolizione del reato, non è conforme alle regole. E la sinistra si aggrappa alle parole del vice procuratore europeo. Von der Leyen a Meloni, l'Europa è con voi, in arrivo gli euroaiuti, la Premier smonta il caso commissario e presto Francesco Boezzi sulle pagine del Giornale. Poi gli effetti collaterali in Emilia-Romagna, scoppia anche la bomba a smaltimento rifiuti, già prodotta l'immondizia di un intero anno. La multi-utility Hera è come spostare un palazzo di 25 piani. Patrizia Tagliaferri. E poi governo in soccorso, stato di emergenza esteso a più regioni, lavoro, non parole. Il CDM stanzia altri 8 milioni per le zone colpite, aiuti anche a Marche e Toscane, attivata la richiesta per aderire al fondo UE di solidarietà per ottenere 400 milioni, Fabrizio De Feo. E poi c'è un'intervista di Pierfrancesco Borgia, Renato Schifani, Bonaccini è ideale per la ricostruzione, il governatore conosce il territorio. Il presidente della regione Sicilia, di fronte all'emergenza, nessuna pregiudiziale politica, affidare il ruolo a chi conosce la burocrazia. Sapete che anche qui c'era la Lega, si era detta contraria ad affidare il ruolo di commissario a chi, fino a prova contraria, appunto, ripetizione, è in qualche modo direttamente o indirettamente responsabile. Insomma, se io sono responsabile di un ente e all'interno di questo ente succedono delle situazioni così gravi, se non ho capito male la Lega vorrebbe una figura più terza, in modo che sia possibile chiarire e specificare davvero le responsabilità in modo. Ci sono morti, ci sono disastri, è inutile fare, secondo me, non serve a nulla fare i
i punitivi, ma individuare responsabilità e colpe in modo che poi non succeda più. Ma vabbè, queste sono solo chiacchiere. Il governo dall'Unione Europea, flat tax sostenibile, il viceministro Leo, l'IRPEF sarà progressiva senza nuovo debito, sempre Felicimanti che ne parla. Schlein, un eurofalco, alzare le patrimoniali. Il segretario del PD Elly Schlein ieri ha di fatto sostenuto le posizioni anti-italiane emerse in seno alla Commissione, chiedendo una revisione punitiva del catasto e delle tasse di successione, nonché l'abbandono del progetto di introdurre la flat tax perché non ha funzione redistributiva. Una resa senza condizioni agli eurofalchi. Ci fermiamo perché sono le 9.01, sforato un minuto. Ci fermiamo, pubblicità e poi un grande intermezzo musicale con la fantastica Tina Turner. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
La mitica Tina Turner e la linea torna a Pierluigi Pellegrini. La leonessa del rock and roll. Allora, c'era un bellissimo articolo ieri sul Fatto Quotidiano su Tina Turner. Non ricordo più da chi fosse firmato, ma molto molto sapido, ricco. Schlein è un eurofalco, alzare le patrimoniali, il segretario PD si schiera con gli anti-italiani di Bruxelles, più IMU ce lo chiede l'Europa, quindi riprendiamo da dove ci siamo interrotti per l'intervallo. È un articolo firmato da Gianmaria De Francesco. Gentiloni, il commissario, rassicura l'Italia può dire sì al MES perché non ne avrà bisogno. Il ministro Giorgetti, terremo i conti in ordine, ma il patto non può restare così com'è. Inflazioni e alloggi disabitati, il caro affitti non è per Airbnb. L'esperto Ludovica Bullian, scenari economici sulle pagine del giornale. L'esperto, le locazioni brevi sono il 5% degli immobili disponibili e a Milano 11.000 case popolari vuote. Non solo monolocali, ma anche interi appartamenti, magari al Bosco Verticale di Milano, con ampi terrazzi, tra gli annunci pubblicati su Airbnb. Alla faccia della miseria, a infiammare i canoni delle camere per gli studenti è l'inflazione. E la pace tra Italia e Francia, costernati per gli attacchi, intesa tra ministri italiani e Colonna, che riconosce le sofferenze sul caso dei terroristi. Colonna, Anna Maria Greco, però insomma la ministra riconosce le sofferenze, però i terroristi si ritengono loro in libertà. Tant'è. La TV di Stato nominerà il caso Soldi, la Presidente vota no e i grillini si astengono. La spaccatura nel CDA delle nomine e la parità di genere, Preziosi al TG2, Orfeo al 3, 9 poltrone restano in mano alla sinistra. Manuale Cencelli, 5 direzioni a Fratelli d'Italia, 7 alla Lega, 3 a Forza Italia e 3 a 5 Stelle. Approvato il piano dell'amministratore delegato Sergio. Annunziata si dimette, non condivido nulla. La sinistra grida regime. E poi Paolo Bracalini, la tecnica del martirio preventivo. Interessante novità, le dimissioni preventive. L'autoeditto bulgaro, una trovata che se non ci fosse la RAI potrebbe esistere solo nelle fiction. Ma la RAI c'è con la sua rinomata scuola di martirio televisivo, un filone che è sempre fruttato bene. A ogni presunta epurazione scattano almeno 3 contratti da qualche altra parte. Rispetto al passato, però, l'innovazione introdotta da Lucia Annunziata è notevole, perché qui l'eventuale cancellazione non era stata neppure ventilata, anzi il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, il capo della RAI meloniana, aveva appena prorogato il suo programma, uno dei pochi a essere già in palinsesto, per l'anno prossimo. Piccola parentesi, purtroppo è passata in cavalleria, in corpo di guardia, come preferite, ma tanti anni fa, quando Libero scoprì che Mezz'ora, la trasmissione di Lucia Annunziata, è un format e la RAI pagava, non solo Lucia Annunziata, ma pagava per i diritti del format. Cioè un'intervista era un format, Mezz'ora è un format. Chiusa parentesi. Ma niente, l'Annunziata ha pensato bene di epurarsi da sola sulla base di un infallibile sesto senso che le ha fatto percepire un brutto clima in RAI, una modalità di intervento che proprio non le piace, anche se è la stessa identica modalità che si verifica in RAI da ogni cambio di governo. Si tolgono i direttori fedeli alla precedente maggioranza, si mettono quelli in quota alla nuova. I TG sono i primi a entrare nel totonomine, una prassi che vecchia più del cavallo di Viale Mazzini. L'Annunziata, che di stagioni in RAI ne ha viste parecchie, anche dalla tolla di comando,
e sempre con il placet della politica sa bene come funziona, ma sa anche che un'epurazione, pure se in versione fate, vale più di un ingaggio nella TV pubblica, per quanto ben pagato. Si entra nella Hall of Fame della sinistra martirizzata, con la novità nel suo caso che lei ha fatto tutto da sola. È come nei romanzi di Philip Dick, dove c'è la polizia che spero che la voce sia giusta, non vorrei fosse Dyke, vabbè, chiedo venia, dove c'è la polizia che arresta quelli che devono ancora compiere un reato prima che lo commettano. L'Annunziata è la precrimine della TV pubblica, ha visto il futuro e l'ha prevenuto, subendo una cacciata da parte della nuova dirigenza della RAI, che non l'ha mai cacciata perché non ha nemmeno fatto in tempo a entrare, che lei si era già mandata via da sola. È la nuova trincea, il martirio preventivo, l'avanguardia della resistenza all'occupazione neofascista. Che fai? Non mi cacci? E io mi dimetto, quindi è censura. Infatti la reazione del centro-sinistra all'autoepurazione dell'Annunziata è la stessa di una epurazione. A questo punto il governo è fregato. Se cambia volti in Rai è regime, se non li cambia se ne vanno loro, vedi Fazio, Discovery, a guadagnare ancora di più Annunziata, ed è comunque regime. L'unica sarebbe nominare altri di sinistra, tutti conduttori e direttori in quota PD, quello sarebbe pluralismo. Chiocci dalla casa di Montecarlo alla guida del TG, una lunga carriera tra gli scoop per il giornale e la direzione del Tempo e di ADN Cronos. Poi, se vi ricordate, quando il giornale scoprì l'appartamento a Montecarlo, mi ricordo Roberto Saviano paragonò Gianfranco Fini a Matteotti per questi attacchi che mettevano a repentaglio la libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Altri blitz dei partigiani, l'allarme di Prigozhin a rischio rivoluzione, Luigi Guelpa firma questo articolo. Putin stringe le maglie dell'antiterrorismo, gli 007 di Kiev, prendiamo lo zar vivo. Armi nucleari non tattiche stanziate in Bielorussia, anche questa notizia che abbiamo visto prima, ripresa sempre dal giornale. E poi per il grillo parlante del Cremlino, l'operazione speciale è fallita, e l'analisi di Gian Michalessin. Il capo della Wagner pretende dal presidente una rottura con il passato e la propria classe dirigente. Ed eccolo qua, il secolo di Kissinger, Angelo Allegri firma questo servizio, fuggito con la famiglia dalla Germania, qui un foto con Mao Zedong, con Pinochet, il più disastroso incontro con un giornalista, così definì la sua intervista a Oriana Fallaci, grande tifoso di calcio, spesso allo stadio con Gianni Agnelli. L'Ucraina deve entrare nella NATO anche se un tempo volevo restasse neutrale. La guerra non è tutta colpa di Putin, ma ora Kiev merita ogni aiuto. In realtà devo dire che deve aver cambiato idea, perché fino a pochissimo tempo fa Kissinger aveva sempre, e vista l'autorevolezza non potevano nascondere la sua opinione, aveva sempre indicato la strada della trattativa. Allora andiamo avanti. Qui abbiamo visto prima il blocco di Twitter Tarpaleali e De Santis, l'imbarazzo di Musk. Israele, presidente in fuga dallo stadio, caos degli ultranazionalisti del Beitar. Scatenati i sostenitori della squadra dell'estrema destra, sospesa la partita per gli scontri, ma il trofeo viene assegnato lo stesso. Calcio e politica, scrive Francesco De Remigis. E a proposito di calci, un calcio in faccia al fermato, il carabiniere è già trasferito. Ma che è successo a Livorno? Il giovane tunisino aveva rubato in un supermercato, video virale, cookie, episodi che infangano le divise. Stefano Vladovic. I magistrati sentono i testimoni, la trans trattata come un cane, siamo a Milano, fascicolo carico di ignoti. E poi la protesta dei poliziotti in pensione discriminati rispetto ai colleghi militari. Hacker russi attaccano per le carte d'identità, non name 057 ha rivendicato il gesto, ma il Viminale smentisce, si è trattato di problemi tecnici.
Genovese resta in carcere, valutazione psichiatrica, la difesa aveva chiesto l'affidamento terapeutico, l'esame e l'appiglio dei PM, altri 5 mesi in cella. E qui operaio schiacciato dal macchinario, primo giorno di lavoro, senza il contratto. Un giardiniere, invece nel bresciano, un giardiniere 33enne muore portando un albero. Aveva iniziato il turno da poche ore, l'articolo di Tiziana Paolocci sulle pagine del giornale. Per Ruman Abdul, 25 anni, originario del Bangladesh, ma residente in zona Stadera a Milano. Ieri è stato il primo giorno di lavoro e purtroppo anche l'ultimo. Il ragazzo, che era ancora senza contratto, è morto nel pomeriggio all'ospedale di Niguarda per le ferite riportate in un infortunio avvenuto alle 8:30 alla Crocolux, azienda di via Duccio Galimberti, attiva dal 1973, che si occupa della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. L'operaio è rimasto schiacciato durante lo spostamento di un macchinario che stava effettuando insieme all'aiuto di personale di una ditta esterna. Le sue condizioni sono apparse subito gravi per trauma cranico e toracico, ferite a una gamba e un braccio. Una squadra di pompieri lo ha liberato da quell'attrezzo per prestargli i primi soccorsi. Poi sono giunti i sanitari e il 25enne è stato portato in ospedale in elicottero, ma non ce l'ha fatta e poco dopo il cuore ha smesso di battere. La sede dell'azienda si estende per più di 3.000 metri quadri divisi in 2 reparti, uno più piccolo dedicato allo sviluppo della campionatura e l'altro di oltre 2.000 metri quadri dedicato alla produzione. L'incidente sarebbe invece avvenuto in un magazzino attiguo al capannone. Il PM di turno, Francesco Caiani, ha disposto i primi atti urgenti, tra cui il sequestro del macchinario che ha ucciso il ragazzo. Ma aspetterà l'inchiesta aperta per ora per omicidio colposo, carico di ignoti, accertare le reali dinamiche e se ci sono eventuali responsabilità. E in Lombardia si sono registrati altri 2 infortuni mortali. Un altro uomo di 33 anni, infatti, che stava lavorando a Bagolino, nel bresciano, in un bosco in località Cerreto, per un'azienda che fornisce servizi di potatura, alle 11:30 è morto dopo essere stato schiacciato dal tronco di un albero che gli è caduto addosso. E nel pomeriggio un altro operaio di 60 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura all'interno di un cantiere edile in via Cavour Macherio a Monza. L'incidente si è verificato intorno alle 15:30, quando l'uomo, italiano e con lunga esperienza, residente a Cantù, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 2 metri, battendo a terra la nuca. È deceduto durante il tragitto verso l'ospedale di Desio a Monza. Nel cantiere di ristrutturazione di un'abitazione dove l'uomo stava lavorando, con regolare contratto di lavoro, sono arrivati tecnici di ATS. A Roma invece un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala dall'altezza di 5 metri all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico. L'uomo, ancora cosciente, è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco, che lo hanno affidato al 118 prima di essere trasportato in Croce Rosso al pronto soccorso. Mercoledì, infine, nel sud barese, a Monopoli, in un cantiere edile, avevano perso la vita 2 operai, Vito Germano, di 64 anni, e Cosimo Lomele, di 62. Secondo una prima ricostruzione, i 2 si trovavano all'interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell'impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti. Adesso vediamo un po', questa è anche una notizia che abbiamo già visto. Paolo Stefanato, Lufthansa si imbarca su ITA col 41%, versati 325 milioni nella compagnia, lo Stato ne metterà 250, poi scenderà al 10%. Una notizia strettamente economica, generali. L'utile del primo trimestre vola a 1,2 miliardi, confermati i target all'impatto dell'alluvione pari a 100 milioni, i conti del leone. La Germania inciampa in Cina e va a finire in recessione, questo è Rodolfo Parieti, era anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, i guai della ex locomotiva europea. Dopo il calo dell'ultimo trimestre del 2022, PIL in discesa a meno 0,3, anche nei primi 3 mesi di quest'anno. Giù i consumi, le famiglie tirano la cinghia e peggiora anche l'indice di fiducia. L'incubo di default il 1 giugno, ufficio agli USA, la AAA è a rischio, preoccupa lo stallo.
sul tetto del debito. Poi questo invece è album, c'è anche Stefano Gianni da Cannes, Wenders e Tarantino conquistano Cannes fra silenzi ed eccessi. Il tedesco è in concorso con Perfect Days, l'americano parla della sua vita nel cinema. L'Inter, l'urlo di Zanghi, un avviso, vabbè, noi tifosi siamo terribilmente scaramantici. L'Annunziata lascia la Rai per divergenze di veduta, questa è invece la vignetta di Crancic nelle ultime pagine del giornale. Il sindaco a Milano lancia l'allarme, troppi squilibrati in giro, il governo deve aiutarci. Trans picchiata dai vigili, caccia testimoni e video. Adesso passiamo all'ultimo testo, diciamo, testo. I sacri testi, è l'ultimo giornale, un po' di riferimento, l'ultima testata, vale a dire la Verità. Andiamo oltre. L'uomo mandato dalla commissione ha un nuovo compito, rifilarci il MES. Monti, che ha fondato un partito flop, inventato un balzello che fa perdere gettito, pretende di indicare la strada alla Meloni. E non ci dice che ratificando il nuovo fondo salva stati sbosseremo soldi per gli altri. Davide Serra è condannato a Londra per un'accusa di molestie sessuali. Il finanziere Davide Serra, da sempre vicino a Matteo Renzi, è stato condannato a pagare 32.000 sterline a una ex dipendente del fondo Algebris, Yolanda Nicolini, che lo accusava di molestie sessuali e vittimizzazione. Tra le frasi inappropriate, secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche freddure sulle dimensioni del seno. Il debito è cattivo solo per qualcuno, il rosso di bilancio è un concetto variabile, rappresenta una minaccia reale per alcuni governi. Berlusconi, per esempio, è un'opportunità per altri. Si vede all'esecutivo Draghi, Francesco Bartolini. L'asse Schlein, eccola qua, io la lascio, ecco qua. Bozzoni, dove sei? Eccoti qua, eccoti, sei tornato. Il grande Bozzoni è tornato. Questo body shaming è molto colto, oserei dire quasi erudito, infatti non l'ha capito nessuno. L'asse Schlein chiede più tasse per tutti, mentre l'ex premier bocconiano rimprovera il PD di essere troppo poco di sinistra, e a Bruxelles torna sulla riforma del catasto. Elli batte sul patrimoniale, imposta di successione, e la Trimuti del fisco si è rimessa in moto con l'obiettivo di impoverirci. L'editoriale del direttore Belpietro, Maurizio Belpietro. Continua la crisi della Germania, più speranze per il patto di stabilità, più tedesco in contrazione, PIL tedesco, chiedo scusa, se Berlino è fragile ci sarà meno pressione sull'Italia, è la domanda che si pone il titolo dell'articolo firmato Sergio Giraldo. E anche qui, come vedete, abbiamo invece soldi a due ONG del Qatar Gate, 6 milioni e mezzo di fondi comunitari, di soldi nostri, finanziate le onus di Figata la Manca e della sorella della Caili, altri 211 milioni a 7 associazioni estranee allo scandalo. Gianluca Paolucci firma questo articolo, che non abbiamo il tempo di leggere, ma sicuramente ci rivela molti cadaveri nell'armadio della sinistra. Poi abbiamo l'inflazione trascina le polizze auto generali, annuncia nuovi aumenti, Camilla Conti, Gianluca Bandini, l'UGL avanti col taglio del cuneo. Poi sempre dalle pagine della Verità, Bone Castellane firma: le botte al trans fanno scandalizzare chi rideva degli idranti sui portuali. Il pestaggio di Milano ha sollevato un'ondata di indignazione mai riscontrata. Invece, dopo le violenze su chi protestava contro gli obblighi sanitari, allora le manganellate erano ritenute un giusto castigo e applaudite.
poi c'è anche Flaminia Camilletti. Paradossale come sia ritenuto legittimo punire i vigili sulla base di un video incompleto dopo aver difeso dalle telecamere le rom borseggiatrici. Senza querela si archivierà l'inchiesta, credo denuncerò gli agenti, avevo bevuto e fumato una canna. Flaminia Camilletti, l'EMA sbugiarda Magrini sui farmaci, l'agenzia cresce la carenza di medicinali, il problema denunciato dalla Verità fu bollato come allarmismo dagli ex DG AIFA, intanto anche Berna si ritrova senza scorte. L'emergenza è finita, ma le RSA restano blindate dai diktat, visite limitate solo se prenotate in spazi comuni. Le case di riposo possono ancora imporre ogni limite. E Schillaci latita di Patrizia Floderreiter. Von der Leyen in Romagna, Meloni, io il commissario, prima devo trovare soldi, Maurizio Bazzucchi, allagamenti e frane pure a Brescia, se ne occupa sempre per la Verità Fabio Amendolara, e poi il climatologo, il professor Franco Battaglia. Sul clima scienziati sicuri al 97%, così nasce la balla sulle colpe umane. I fan della teoria che responsabilizza le attività antropiche utilizzano il dogma del consenso scientifico, ma si tratta di una bufala nata da uno studio letto male. In realtà i sostenitori di questa tesi sono solo il 32%. Lo dice la scienza quando sentite parlare i gretini, lo dice la scienza. Poi abbiamo... Per Crisanti comprare bimbi è una terapia, ideologia al potere, Francesco Borgonovo. Il senatore Dem sostiene che la nostra Costituzione riconoscerebbe il diritto alla gestazione per altri e paragona perfino la vendita di un neonato a un trapianto di rene. Ormai il PD ha deciso di mettersi contro la legge che vieta lo sfruttamento dei corpi femminili. Mentre Sarina Biraghi, se dici che l'utero in affitto è reato, ti censurano. Il Comune di Roma straccia alcuni manifesti, ledono la libertà delle famiglie. Poi abbiamo visto anche prima Gandola che si occupa di Lucia Annunziata e Alessandro Darolda. Iervolino passa la mano, metà dell'Espresso va agli amici di D'Alema. Ceduto il 49% ad Alga di Ammaturo a Didi Ludoil, gruppo diretto da Errore che da Sace fece arrivare 35 milioni. L'intervista a Stefano Bandecchi, il patron della squadra della città Umbra, corre con il centro, ma le politiche ho scelto la maggioranza, Berlusconi è un amico. Con questo Terni scende in campo a livello nazionale. Si torna alle urne, sfide bollenti a Pisa, Ancona e Vicenza. Carlo Tarallo ne parla e poi la Wagner ora soffia sul fuoco del golpe, Stefano Graziosi e Giorgia Paccione di Bello. Insomma, stiamo giocando in casa con questa pagina. Come Radio Libertà, il Belgio contro gli USA sul fisco violano le leggi sulla privacy. E poi il centenario della nascita dell'educatore, vedendo come si è ridotta la scuola, Don Milani è stato un cattivo maestro. Questo è l'editoriale di Marcello Veneziani. Salvate la Montessori di Cortina, il centro unico in paese a fornire un asilo unico e al centro di un contenzioso con il comune per dei canoni d'affitto, ma adesso rischia di dover chiudere. Direi che possiamo andare a chiudere anche noi. Carlo Melato si occupa di musica, siamo nelle ultime pagine della Verità, un'intervista a Donny McCaslin. Nella profezia di Bowie c'è il futuro del jazz. Il sassofonista scelto dal Duca Bianco per Black Star, il suo ultimo album Testamento. Non mi disse che stava morendo e non mi spiegò perché nei testi parlasse di Lazzaro. Era colpito dal suono della mia band e riuscì a fondere le sue idee e le nostre improvvisazioni. Chiudiamo quindi con la musica e chiudiamo ringraziando Federico, dottor Borseri, saldamente sotto il comando di regia tecnica. Dovrebbe esserci dopo Alessandro Pansa, tra un anno magari, tra un'ora invece oltre la pagina vi ho già anticipato i temi Russia, il voto di domenica e poi oggi c'è anche parola di scrittore, quindi gracias a todos, restate lì e a più tardi. Qui Parlamento. La pesca italiana è sotto attacco da parte della Commissione europea. Il piano d'azione che ci è arrivato in Commissione Agricoltura persegue un solo vero obiettivo, quello di far fallire le nostre imprese della pesca.
In teoria l'obiettivo sarebbe quello di proteggere gli ecosistemi marini. In realtà ci chiede di rinunciare al 30% delle aree di pesca a vantaggio dei pescatori frontalieri. Ci chiede di rinunciare ad oltre 2000 imbarcazioni a strascico che rappresentano il 33% del prodotto ittico. Altresì di rinunciare ai 2/3 del pescato nazionale favorendo l'ingresso del prodotto straniero. Signor Ministro, quali iniziative intende assumere per tutelare i pescatori italiani in genere e quelli a strascico in particolare? Quali sono le azioni in sede europea che intende attivare per custodire la risorsa ittica italiana da invasioni di pesce proveniente da paesi dove le regole di pesca, il lavoro, la sicurezza e l'imposizione fiscale sono diverse? Ringrazio il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro. Grazie Presidente Carloni, grazie al gruppo della Lega di avermi sottoposto questa interrogazione. Abbiamo avuto modo già di confrontarci sul tema e lo faccio volentieri anche in questa sede. Il contrasto alle restrizioni sull'attività della pesca e il massimo sostegno al comparto ittico sono un obiettivo strategico per il nostro Ministero. Quanto al piano di azione da lei citato, preciso che pur condividendo, come è ovvio che sia, le finalità di mantenere gli stock ittici a livelli sostenibili e di ridurre l'impatto della pesca sui fondali marini e sulle specie sensibili, riteniamo che l'obiettivo vada perseguito attraverso il sostegno al settore della pesca nella fase di transizione mediante il coinvolgimento di tutte le parti interessate, più che con sterili divieti che si vanno a sommare ad altre azioni che negli anni hanno ottenuto il solo scopo di far diminuire la capacità di pesca delle nostre flotte pescherecce. Relativamente al pacchetto di misure della Commissione europea sulla sostenibilità del settore pesca presentato dalla stessa il 21 febbraio scorso e dal piano d'azione citato, mi preme ricordare che già a ridosso della sua presentazione nel corso del Consiglio Agrifish del 20 marzo scorso, l'Italia per prima, assieme ad altre nazioni, ha espresso